Cimiteri chiusi oggi in città per via dell'ordinanza sindacale al fine di contrastare la diffusione del Covid-19 ed evitare assembramenti di persone che potrebbero provocare un aumento della pandemia. Ma c'è chi lo stesso si è recato a Bonamorone nella speranza di trovarlo aperto. Il cimitero è chiuso, ho visto 31. Lei era venuta così? No, io ora sono venuta, sono arrivata. Pensava che era Pensavo, certo. E invece per via del Covid. E invece è stato chiuso, dal 31 al 2 mi pare. Sì. E vabbè, no. Ok. Ci atteniamo alle regole, sì, è importante in questo momento. La decisione di chiudere i cimiteri non è stata unanime negli altri centri provinciali, che invece in parte sono rimasti aperti, come ad esempio Porto Empedocle. Ma notizia di ora è che il sindaco di Castrofilippo, Franco Badalamenti, ha provveduto anche alla chiusura del Camposanto nei giorni di 1 e 2 novembre, poiché in un primo momento pensava di lasciarli aperti per via dei casi che si sono verificati nel paese, che ha visto 4 contagiati e coinvolta anche una bambina. Intanto l'ufficio comunicazioni della diocesi di Agrigento comunica che il giorno 2 novembre, commemorazione dei defunti, a motivo della pandemia in corso per evitare assembramenti nei cimiteri e tutelare il bene della salute pubblica, non saranno celebrate le sante messe nei cimiteri di Agrigento. Non mancherà però la preghiera dell'arcivescovo di Agrigento, cardinale Francesco Montenegro, e dell'arcivescovo coadiutore Monsignor Alessandro Damiano, che il 2 novembre, in 2 momenti distinti e separati, pregheranno invitando la comunità ecclesiale a unirsi spiritualmente per i defunti e in particolare per quelli morti a causa del Covid. I pastori della Chiesa agrigentina li affideranno alla misericordia di Dio, esprimendo anche in questo modo la vicinanza della Chiesa a quanti sono nel pianto e nel dolore e a quanti sono impegnati in prima linea nel contrasto al virus. Il 2 novembre alle ore 10 di lunedì l'arcivescovo coadiutore Monsignor Alessandro Damiano si recherà in forma privata senza la partecipazione di popolo in ossequio all'ordinanza sindacale all'ingresso del cimitero di Bonamorone di Agrigento per un momento di preghiera, mentre alle ore 18:30 nella cattedrale di Agrigento il cardinale Francesco Montenegro presiederà la celebrazione eucaristica. Entrambi i momenti, al fine di garantire la partecipazione spirituale, saranno trasmessi anche in diretta sulla pagina Facebook dell'Arcidiocesi di Agrigento. Anche il sindaco di Agrigento ha fatto sapere che sarà presente a questi momenti di preghiera sopra citati.